Alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa il nuovo appuntamento del Perilibro è stato organizzato con la presentazione del nuovo libro di Francesco Iori, noto giornalista e storico, intitolato Veneti, ricettario della memoria. In questa serata speciale, Iori ha condotto il pubblico attraverso un percorso intriso di tradizioni, memorie e peculiarità che rendono il Veneto un luogo unico. È un po' l'andare alle radici, cioè partendo dalla domanda qual è la specificità del Veneto rispetto ad altre zone d'Italia, ognuna ha la sua impronta. E quindi ho cercato di ricostruirla attraverso le tradizioni di base, però partendo addirittura dall'antichità, perché ci sono delle costanti nella storia veneta che vengono fuori proprio dai stili di vita delle persone, da quello in cui credono, ed è una cosa che ovviamente con gli aggiustamenti dei tempi si è mantenuta sostanzialmente pressoché stabile fino all'altro ieri. Poi la modernità sta spazzando via tutto purtroppo, quindi il libro vorrebbe essere anche un tentativo di fissare sulla carta qualcosa che se no rischiamo di perdere. Il rapporto, diciamo, dei giovani con le tradizioni venete, sembra proprio che ci sia, come diceva, questo distacco. Sì, anche perché nessuno gliene parla. Sostanzialmente nelle famiglie di un tempo per secoli erano nuclei di 15-20 persone con dei ruoli precisi in cui le tradizioni venivano tramandate di padre in figlio. Soprattutto c'era il vecchio, il nonno, diciamo, che era un'autorità e che era quello incaricato di garantire la continuità. E oggi ci sono le famiglie mononucleari, però soprattutto è cambiato, cioè non è cambiato, si è rivoluzionato il mondo e i giovani di oggi non sono neanche lontani parenti di quelli di una volta e quindi non c'è nessuno che gliene parli, però è un peccato perché ovviamente coi dovuti linguaggi bisognerebbe che capissero anche loro da dove vengono. Dalle antiche filastrocche alle canzoni popolari, dalle ricorrenze religiose ai modi di dire caratteristici, l'autore ha raccontato ogni angolo di questa terra ricca di storia e di vita. Ma io lo faccio soprattutto per questo, perché i vecchi non hanno bisogno, le sanno queste cose, lo faccio soprattutto sperando che i giovani capiscano quanta e quale strada è stata fatta dal Veneto per arrivare a dare loro il benessere che hanno oggi, che il Veneto fino a pochi decenni fa era una terra di miseria, tant'è che veniva chiamato il sud del nord addirittura. Quindi è importante che i ragazzi capiscano come ha fatto il Veneto a fare questa straordinaria trasformazione. I libri tante volte nascono anche da spunti, da chiacchierate, da domande che vengono, oppure da storie che si incontrano girando. A me, per il lavoro che ho fatto per tanti anni, anzi decenni, è sempre piaciuto girare, parlare con la gente e la gente comune, la gente semplice ha tante cose da raccontare. Da queste a volte nascono libri.